Buona serata e ben ritrovati a questa nuova puntata del futuro dell'abitare edilizia al centro. Nella scorsa puntata abbiamo affrontato ampiamente il tema del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sollecitati anche dalle numerose mail dei nostri telespettatori che chiedevano maggiori informazioni, e abbiamo oggi il piacere di riparlare di questo argomento in chiave veneta con i miei ospiti, il presidente di ANCE Verona Carlo Trestini. Buonasera Presidente. Buonasera. E a proposito di Veneto, la vicepresidente del Veneto e assessore Elisa De Berti. Buonasera. Salve, buonasera a tutti. Dicevamo, il PNR è davvero una sfida per le pubbliche amministrazioni, Presidente. Tra l'altro ricordiamo che nei giorni scorsi è stato firmato proprio alla Guardia di Finanza di Verona un protocollo tra Comune, Provincia, ovviamente anche l'ANCE e le Fiamme Gialle per vigilare, diciamo, sul corretto impiego dei finanziamenti che arrivano dal PNRR. Presidente, sì, no? sì. Questo è un atto importante per garantire, no, è anche un segnale importante molto importante che si dà a tutti gli attori che sono chiamati a mettere in pratica e ad impiegare gli enormi investimenti che vengono fatti in questo territorio, come è stato precedentemente detto e verrà poi illustrato dal vicepresidente De Berti. Noi abbiamo sottoscritto con la prefettura, abbiamo riportato un protocollo che l'ANCE ha voluto, ed è un percorso che stiamo portando avanti da anni proprio per promuovere la legalità, in un momento di particolare interesse, di un particolare, più che interesse, anche di un particolare coinvolgimento del mondo dell'edilizia, infrastrutture e di tutto il cambiamento che questa città e questa provincia avrà nei prossimi anni. Vicepresidente, quanti miliardi sono stati destinati al Veneto? Allora, al momento ovviamente tutti i miliardi del PNRR, che parliamo quasi di 200 miliardi più il fondo complementare che sono altri 30 miliardi, ne sono stati destinati una quota che in Veneto corrisponde a pari, sono circa 2 miliardi e 7, circa 2 miliardi e 7, 3 miliardi più o meno. Un po' meno di quello, no? Sì, sì, un po' meno della... No, allora, fino adesso, diciamo che complessivamente, facendo delle proporzioni, dovrebbero arrivare intorno ai 15 miliardi. Ovviamente anche riuscire a individuare i progetti che potevano essere finanziati col PNRR, c'è stata un po' di confusione ancora un anno fa quando se ne parlava, perché non c'erano delle indicazioni chiare, non c'erano delle, era tutto un po' nebuloso, quindi anche il PNRR, il piano non PNRR ma il PRRR, ossia il piano regionale, contemplava ad esempio tanti investimenti sulle strade, che poi abbiamo saputo che in Europa si è tentato di fare qualche forzatura per alcune strade, ad esempio per l'Italia si voleva fare la forzatura sulla Orte Mestre, quindi la variante alla Romea, diciamo, per quanto ci riguarda, però non c'è stato nulla da fare, l'Europa ha detto nessuna risorsa verrà investita sulle strade, però fino ad oggi risorse ne sono arrivate, ma ne arriveranno anche altre. Presidente, che cosa vi aspettate per Verona, in merito anche a quanto è stato detto anche su Verona 2040? Sì. Allora, uno dei vantaggi di questo territorio è che la capacità imprenditoriale e la natura degli stessi imprenditori e dei cittadini di questa provincia è quella che riescono a moltiplicare all'ennesima potenza gli investimenti che la pubblica amministrazione fa. C'è questa sinergia e cogliere queste opportunità che è caratteristica di questo territorio, lo vediamo già adesso, cioè già adesso si sta cominciando a dire, siccome verranno fatti questi investimenti, vediamo dove sviluppare, come sviluppare, cosa rigenerare, soprattutto riqualificare. Quello che è importante in questo momento è come si fa a collaborare, come si fa a far rete fra la pubblica amministrazione e il mondo imprenditoriale, perché per poter mettere a terra, come si dice, tutta questa mole di investimenti ed trasformare in attività remunerative e soprattutto miglioramento di tutto il territorio, deve esserci una complementarietà ed un affiatamento fra il mondo pubblico e il mondo privato, perché uno ha bisogno dell'altro e le sinergie devono essere messe insieme. Questa sinergia di cui parliamo da parecchio tempo, speriamo che arrivi davvero. Vicepresidente, abbiamo parlato del Veneto, a Verona quanti finanziamenti sono stati destinati? Allora, a Verona sono stati destinati diversi finanziamenti. Ci tengo a dire che sul PNRR non tutto passa
per la Regione del Veneto, non c'è diciamo un filtro come Regione, ma diversi finanziamenti vengono stanziati direttamente magari ai comuni piuttosto che alle province, o sono fondi del PNRR, anche i soldi per l'alta velocità che non sono stati destinati ovviamente alla Regione, ma sono andati a Rete Ferroviaria Italiana. Quindi noi diciamo che ciò che arriva direttamente ce l'abbiamo di fatto sotto mano, ciò che arriva ai comuni piuttosto che alla città metropolitana o alle province dobbiamo un po' rincorrerlo. Però a Verona sono arrivati, insomma, partiamo da forse dalla cosa un po' più spensierata sulle ciclabili. Abbiamo visto sono arrivati 10 milioni sulle ciclovie di interesse nazionale, ossia sulla ciclovia del Garda sono arrivati 5 milioni sulla ciclovia Sole. Poi ciclovia Sole io parlo nel tratto veneto, ma parliamo di Verona verso Firenze. Sono arrivati circa 10 milioni al comune per il rinnovo degli autobus, sono arrivati sì, perché altri scusi, la interrompo, sono diversissimi gli ambiti, no, gli ambiti, allora abbiamo dal trasporto pubblico sì. locale, abbiamo gli autobus, abbiamo i treni che ovviamente non possono essere imputati a Verona nello specifico, certo, perché girano per tutto il Veneto, abbiamo la ciclabilità, abbiamo l'edilizia sanitaria, abbiamo l'edilizia popolare, abbiamo l'agricoltura, cioè ce ne sono di fatto tantissimi che vengono stanziati, però insomma con buona parte di quelli, se pensate che nelle risorse che sono arrivate dal PNRR, molte sono risorse che sono state destinate all'alta velocità, in questo momento di fatto l'alta velocità, parliamo di tutti investimenti che ricadono sulla zona di Verona. Dopo è ovvio che l'alta velocità non può essere come infrastruttura imputata ad un interesse di Verona, perché è un interesse molto più ampio, però di finanziamenti ne stanno arrivando in continuazione. Viaggiamo ancora un po' a vista, perché mentre in materia sanitaria la collega Lanzarin hanno fatto un po' di programmazione, ad esempio con il MIMS, il ministero a cui mi rivolgo io, diciamo che ogni tanto viene convocata una commissione infrastrutture e trasporti perché ci sono da suddividere delle risorse del PNRR. Dobbiamo tenere l'attenzione molto alta. Sì. Presidente, il sistema è pronto, dicevamo, non è facile, ci vorrebbe più sinergia, però i finanziamenti ci sono, no? Ed sarebbe davvero... Sì, il sistema si è messo in gioco. Noi come ANCE insieme a Confindustria abbiamo fatto anche un progetto che ne abbiamo parlato spesso, che è Verona 2040, e piacevolmente sono stato impressionato perché ho visto, parlando con il vicepresidente De Berti, che molti dei progetti e molti dei futuri investimenti che la Regione intende fare in questo territorio sono proprio le aspettative che individuavamo come preferenza su Verona 2040, perciò questo collegamento c'è, questa visione c'è, come ho detto prima è questione veramente oggi di fare sinergia. Anche prima parlavamo di fondi dati ai piccoli comuni, i piccoli comuni devono essere aiutati per poter fare i bandi, realizzarli e seguire i bandi di gara, tutto quanto. Non è così facile, però se lavoriamo insieme e le capacità le abbiamo, le professionalità le abbiamo, e anche la parte politica in questo momento può darci e c'è la capacità per rispondere a queste esigenze. Vicepresidente, i tempi però quali sono? Le tempistiche per fare in modo che appunto arrivino questi finanziamenti? Si sa, il periodo è molto difficile, siamo appena usciti dalla pandemia, non ancora del tutto, ma insomma siamo su una buona strada, la guerra in Ucraina. Tempi davvero difficili. Ma guardate, i soldi che stanno stanziando di fatto non ci mettono, man mano che vengono stanziati possono arrivare in tempi secondo me anche celeri, anche perché teniamo conto che quei 230 miliardi più o meno che dovremmo spendere, li dobbiamo spendere entro il 2026, 30 giugno 2026, quindi è domani di fatto se pensiamo ai tempi della pubblica amministrazione. In questo momento ci si mette la guerra a creare difficoltà con il caro gasolio, il caro elettricità, il caro materiali, guardo il presidente di ANCE, non si trova il materiale, quindi tutto questo sta rendendo ancora più, diciamo, compresso il tempo entro cui queste risorse devono essere spese. Ricordiamoci che bene o male un 50% è destinato, comunque di queste risorse è destinato alle regioni del sud, e quindi le regioni del sud hanno la loro grande occasione di riconnettersi all'Italia e di riscattarsi. Poi per quanto riguarda la parte che arriverà in Veneto, ha sottolineato una criticità importante il presidente Trestini, perché tante risorse arriveranno ai piccoli comuni
piccoli comuni che non hanno le strutture tecniche per riuscire a spenderli, e quindi dobbiamo stare attenti veramente e cercare di aiutarci e collaborare per far sì che, insomma, di queste risorse, quelle che verranno assegnate al Veneto, a qualsiasi livello istituzionale non dovrà essere perso un euro, ovviamente. No, anzi dovremmo essere pronti eventualmente a prendere quelli che non spenderanno gli altri. Anche perché è un'occasione davvero unica, e il tempo stringe, il 2026 dietro l'angolo, è domani praticamente. Lei ci insegna, dice il Presidente, che i tempi arrivano necessariamente con una velocità che appunto di cui ci rendiamo poco conto. Grazie ai miei ospiti, grazie al Presidente, grazie alla Vicepresidente del Veneto, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo la nostra mail edilizia@telearena.it alla quale scrivere. Arrivederci al prossimo appuntamento.